Allora, Rosa Diletta Rossi qui a ritirare il Maximo Award per Maria Corleone. Che esperienza è stata, se ti guardi indietro, entrare in questa donna molto particolare, forte, intensa, passionale? È stata la prima esperienza che ha lanciato un ulteriore passaggio, un gradino in più. Innanzitutto per il senso di responsabilità, perché quando si affrontano i protagonisti sai di avere la responsabilità un po' sia della narrazione che del set in generale, quindi la cosa che mi premeva tantissimo era riuscire a costruire un gruppo di lavoro che fosse sempre in ascolto, perché la storia la portavamo avanti un po' tutti quanti, però come protagonista avevo un po' l'onere di scegliere un po' gli equilibri sul set, ed è stata bella. Mi sono scoperta molto organizzatrice, insomma, in questa nuova veste, e tra l'altro alla guida di questo progetto c'è Mauro Mancini, che è un regista che io stimavo tantissimo prima di cominciare a lavorarci, e poi ho avuto anche il grande piacere di lavorarci, quindi ecco, Mauro è una persona che accompagna passo passo qualsiasi momento di lavoro, e lo fa con tutti gli attori, con il cast, con le maestranze, con la troupe. E quindi io dico, Maria Corleone è un lavoro veramente di gruppo, è un lavoro dove abbiamo collaborato tanto, e questa è una cosa che secondo me è arrivata. Il personaggio in sé per me è un grande fumetto, non so, io proprio l'ho vista un po' così, questa donna che ad un certo punto sceglie questa strada della vendetta, questa strada della caparbietà, e diventa una specie di killer spietata, e quindi il racconto poi è andato un po' in quella direzione, perché non poteva essere tutto troppo veritiero, e quindi abbiamo cercato una strada, e secondo me l'abbiamo trovata, perché poi è un personaggio che è piaciuto, è rimasto. Sì, il pubblico l'ha amato. Senti, sai che noi di Hotcon siamo impallinati anche con la musica. Ti fai mai delle playlist tu per entrare nei personaggi? O usi la musica? Sì, tantissimo. E Maria, per esempio, che playlist? Allora, Maria, siamo passati da Kill Bill, chiaramente, nel senso che comunque tutto quel range lì è stato importante, ma anche tante sfumature che appartengono alla Sicilia. Un grande lavoro è stato fatto per me sulla sonorità, cioè volevo chiaramente prendere parte della lingua siciliana, perché poi non era necessario farlo totalmente. E poi anche tanto mi è servito l'allenamento fisico, e la musica, le playlist accompagnavano questi momenti che erano momenti di azione. Io mi ricordo che anche lo stante mi diede la pistola, finta chiaramente, e mi disse: no, tu ti ci devi esercitare, te la devi guardare, deve essere qualcosa con cui hai a che fare giornalmente. E quindi veramente un grande gioco, cioè proprio il gioco dei cowboy, cioè proprio il gioco che si fa da bambini, che da adulti chiaramente non ci permettiamo di fare, però questi spazi di finzione sono degli spazi di grande divertimento, sì. Assolutamente. Senti, l'ultima domanda, siamo qui al Summit dell'Audiovisivo, qual è la tua serie preferita invece, quella del cuore? Allora, c'è Breaking Bad, che è grande serie del cuore, ma ultimamente invece questo Baby Reindeer devo dire che mi ha proprio lacerata, cioè in tutti i sensi. È riuscito ad arrivare in profondità su tantissime cose, l'ho trovato una serie veramente tanto intelligente. Sì, che poi non è lineare, cioè non è una cosa che ti aspetti. No, perché all'inizio prendi parte con lui, poi ad un certo punto ti sposti, no? È incredibile questa è una scrittura che loro hanno saputo giocare benissimo. È una storia vera poi, d'altra parte. Grazie mille. Grazie a te. Cara.